auguro che abbiate fatto una buonissima settimana, perché noi in questa settimana nel frattempo abbiamo veramente lavorato tantissimo per cercare altri ospiti questa sera, insomma, che ci accompagneranno in questa ora aperitivo, se vogliamo, no? Quindi tantissimi ospiti questa sera. Ciao Frida! Ciao Maurizio, buonasera. Prima cosa ti saluto, questa sera ci hanno messo vicino subito. Visto come sono rossa. Che sciccheria, mamma mia, la chiave d'ingresso per entrare. Per entrare chissà dove. Chissà dove, ma chissà dove, sei bellissima, complimenti. Grazie, veramente. Guarda che vorrei far notare anche No, tutta l'impalcatura. Tutto qua, facciamo vedere tutto. La treccia. La treccia, certo. No, stavo dicendo, Frida, ti spiego, no? Che abbiamo degli ospiti importanti anche questa settimana, perché abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo trovato dei personaggi veramente molto molto curiosi che vi vogliamo presentare. Pensate che parleremo dei famosissimi carri allegorici di Casola Vassegno, parleremo naturalmente di un blog molto bello, interessante, che abbiamo scoperto, che riguarda appunto la città di Bologna, e poi siamo andati... Una novità. Incredibile, una curiosità straordinaria. Pensate, tu sapevi che la macchina ad energia solare esiste? No. Stasera ti toccherà ricrederti, perché stasera ne parliamo. Sì. Quindi tantissime cose appunto da presentare questa sera. E che dire, vogliamo ringraziare i tuoi sponsor? Sì, salutiamo. Coloro che ti vestono, ti mettono a posto. Che mi tirano a lustro. Che ti tirano a lustro. Ringraziamo Contrasti Parrucchieri, che si è dedicata a Agata alla treccia, e anche a Gianni, che in realtà fa poco e niente, però lo salutiamo lo stesso. Ciao Gianni. Ciao Gianni, Contrasti Parrucchieri in via Garibaldi 52. E ringraziamo Etwin per quanto riguarda l'abbigliamento. Ti salutiamo naturalmente le ragazze. Noi ricordiamo sempre che vi aspettiamo qua naturalmente ospiti per conoscervi di persona. E che dire, vado a salutare anche i nostri ospiti fissi, la nostra band. Oh, questa sera vi vedo bene, siete in tre, siete. Domenico, dove eri finito? Ero in tournée. Eri in tournée, no, stasera sei tournée qua, stasera sei tournée. Ragazzi, allora questa sera io ho bisogno subito di un bello stacchetto, bello vivo, fresco e brillante, e poi Vincenzo ho bisogno della tua collaborazione questa sera. Senz'altro. Perché la nostra Lena è partita per la Russia, è volata in Russia, ho bisogno di te, tu mi impersonificherai la Lena stasera. Dimmi cosa devo fare. Poi vabbè, un po' strada facendo te lo spiego, dovrai far entrare i nostri ospiti, dovrai suonare con la tua meravigliosa band e dovrai leggere il proverbio. Faccio di tutto. Fai di tutto, vabbè adesso fai quello che necessita. Allora, pezzo di questa sera per partire? Rosabella del Molise. Chi è? È una famosa canzone molisana. Ma noi con Rosabella del Molise, famosa canzone degli anni 30? Sì. Recentissima, roba tutta fresca, tanto per partire. Vai con la band, forte ragazzi! Cosa bella del Molise, Eccoli qua, la nostra duo Se basta mo più uno se ce la fa, bravissimi, disponibili per tutte quante le sagre paesane. Complimenti. Vincenzo, preparati che ho bisogno di te finché la nostra Frida ci presenta gli ospiti. Visto che bravi stasera. Sì, e Vincenzo è scatenato, davvero. I nostri giovanotti. Vero. Allora, primi ospiti, Frida, vedi che abbiamo. Siamo in compagnia, iniziamo dai nostri ospiti che sono un po' più esterni, ma che li teniamo fissi non meno importanti. Qui parliamo di musica vera, che insomma, al di là di tutto abbiamo un gruppo importantissimo, una cover band. Siamo in compagnia di Alessandro e Francesco Samaritani, buonasera. Ciao, ben arrivati. Della cover band Gli Aironi Bianchi. Dopo spieghiamo esattamente cover band, esatto, di chi si tratta, esatto, cosa fanno. Poi siamo in compagnia di Beppe San Giorgi, buonasera Beppe, storico delle tradizioni, e Dino Dardi, scrittore dei carri di Casola, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, ben arrivati. Allora, partiamo subito dai carri, parliamo di questa curiosità, perché insomma parliamo di una manifestazione che si svolge qui a pochissimi chilometri da casa nostra, sto parlando di Casola Vassegno, manifestazione storica, perché è manifestazione che nasce ai primi del Novecento. Forse anche prima. Quindi non c'è memoria prima, no, ma insomma... non ci sono documenti. Addirittura, manifestazione che ha una caratteristica particolare, che avviene diciamo a ridosso della primavera, quindi dopo il carnevale, per cui non sono carri allegorici, ma sono carri totalmente seri che rappresentano appunto la quotidianità, la vita di tutti quanti i giorni. Allora, cominciamo con Beppe San Giorgi storico, da alcuni cenni su quelle che sono appunto la storia di questi carri
di Casola. Sì, sono carri particolarissimi, perché sono carri seri, nel senso che celebrano i grandi eventi, i personaggi, i grandi movimenti anche di opinione, e hanno una particolarità che tuttora sfilano il 25 aprile nel pomeriggio e qualche sera dopo in notturna. Vengono costruiti come 100 anni fa con legno e gesso e continuano a mantenere questo spirito di carro serio, quindi è un qualcosa che assomiglia agli affreschi medievali, cioè un discorso che le società che costruiscono i carri fanno alla piazza. Bello, bellissima questa forma. Diverso sicuramente. Sì, certo. Ecco, io ho avuto la fortuna di vederli da vicino perché un anno ho presentato appunto la manifestazione e devo dire che si respira un'atmosfera meravigliosa perché veramente sono carri che rappresentano la quotidianità, veramente. Ecco, di cui nasce un libro, l'idea di Dino Dardi, di quello appunto di raccogliere tutti questi anni di storia dei carri in questo libro. Posso chiedere, Dino, come mai l'idea di un libro, come ci si alza la mattina e dice faccio un libro sui carri di Casola? Non sono nato questa mattina, o mi è venuto una mattina. Io sono vissuto in mezzo ai carri da sempre e quindi ho cominciato a raccogliere i documenti e tutto ciò che ho potuto trovare fin da quando facevo le scuole medie. Fantastico. E quindi sono 70 anni quasi. Quindi c'è un pezzettino di DNA. C'è un po', sì, anche perché mio padre era un costruttore di carri, un ideatore di carri, e poi questa tradizione mi è sempre piaciuta. Solo che a un certo punto mi è venuta proprio come una specie di spinta particolare per raccogliere queste informazioni in modo da poter tramandare anche agli altri ciò che hanno fatto quelli che ci hanno preceduto. Perché le radici di un paese, di un popolo, insomma, sono importanti secondo me. Chi non ha radici praticamente difficilmente può avere del futuro. E per questo mi sono messo a raccogliere tutto quello che trovavo. Ho chiesto informazioni alle persone molto anziane e queste persone molto anziane... Tipo il nostro Vincenzo, insomma, sì, il nostro Vincenzo sono già andati tutti in un certo posto, sono tutti assemi già. Ecco. Allora, queste persone riconoscevano i cittadini del paese con il soprannome, solo ed esclusivamente con il soprannome. Quindi io ho dovuto, diciamo così, cercare di trovare la traduzione del soprannome, il nome e cognome, quindi questa praticamente è un'altra storia, si potrebbe scrivere un altro libro. È bella anche questa cosa qui dei personaggi, si sta vedendo sotto, certo. Bene, torniamo dopo sui carri perché insomma credo che valga la pena presentare innanzitutto il libro e vedere magari proprio come sono strutturati, come sono cambiati nel corso di tutti questi anni. E andiamo dalla nostra cover band. Alessandro e Francesco, padre e figlio, possiamo dirlo? Assolutamente sì. Che bello. Ma suonate insieme? Sì. Suoniamo insieme, io suono la chitarra e canto e lui è il mio batterista. Fantastico. Quindi una cosa di famiglia. Bello, bello. La cosa di famiglia può essere anche distruttiva alle volte o comunque compromettente. Diciamo che abbiamo sempre cercato di salvarci l'uno con l'altro, nel senso se aveva problemi uno interveniva sempre l'altro, quindi è sempre stato un rapporto molto affettivo. E andate d'accordo, ci auguriamo di andare avanti così assolutamente. Ecco, ascolta Alessandro, voi praticamente avete una storia, venite dalle orchestre di Liscio, mi pare, vero? Assolutamente sì, abbiamo suonato insieme per diversi anni in un'orchestra di Liscio, sì. Ecco, poi nel 2008 cosa succede? È successo qualcosa? Nel 2008 succede che abbiamo intrapreso questa strada, abbiamo formato il nostro gruppo, il nostro attuale gruppo, gli Aironi Bianchi, siamo una cover band dei Nomadi. Esattamente, abbiamo scelto mica da poco, il gruppo più longevo d'Italia. Il gruppo più longevo d'Italia. La scelta è ricaduta sui Nomadi perché diciamo sono molto tradizionalisti, quindi più che altro per una questione di fare concerti abbiamo scelto di, oltre ad aver intrapreso la carriera del Liscio, abbiamo fatto una decisione, abbiamo detto i Nomadi sono un complesso che bene o male piacciono a tutti, quindi comunque abbiamo... commercialmente parlando è un'ottima scelta, difficile perché comunque il pubblico dei Nomadi è molto molto ostico e poi soprattutto ricadere semplicemente su un genere, quindi dedicarsi solo ed esclusivamente alle cover di un gruppo accontenta un certo tipo di persone, però allo stesso tempo potrebbe non accontentarne altre. Ecco,
collegando, adesso abbiamo fatto, ti metto subito alla prova, perché abbiamo fatto adesso un collegamento molto importante, mi è piaciuto quello che ha detto Dino, che ha detto che se uno non ha non ha attaccamento alle radici, alla propria terra, insomma, non può avere, diciamo, una storia, non può avere, ecco. A tal proposito, cosa ti viene in mente per poter, insomma, ricordarci a livello musicale? Ma così pensando mi verrebbe da cantarvi giusto qualche secondo di questa canzone dei Nomadi del 2007, che è La mia terra, perché proprio riporta le origini. L'ascoltiamo volentieri, Alessandro. Okay. Da che parte è la mia terra? Ricomincia un'altra storia, la mia sorte è il mio destino, la mia stella è il mio cammino. Da che parte è la mia terra? Ricomincia un'altra storia, ho negli occhi il mio destino, madre prega anche per me. Bella, bella, bellissima, che poesia, che poesia, meravigliosa. Complimenti Alessandro, complimenti Francesco, insomma, che siete molto bravi veramente. Questa è la loro band, tra l'altro, ha una particolarità molto importante che non è da sottovalutare. Siete una band certificata. Che cosa vuol dire? Allora, band certificata significa che tutti gli anni noi siamo in contatto diretto con la redazione dei Nomadi e siamo sottoposti a una specie di prova, possiamo chiamarla così, ovvero loro ci chiedono delle credenziali per essere tutti gli anni comunque sia certificati come cover ufficiale. Certo. Questo significa che abbiamo delle regole ben precise da rispettare. Regole da rispettare che sono dal eseguire solo ed esclusivamente canzoni dei Nomadi, ma questo, diciamo, è più ampio il discorso, ovvero... Lo andiamo a curare dopo, magari, perché so che ci sono varie caratteristiche, insomma, per essere, diciamo, certificati, tra virgolette, dalla direzione artistica. Beh, insomma, io questa cosa non sapevo. No, insomma, io neanche. Vengono certificate anche le cover band. Dino, che meraviglia, il collegamento con la terra è fantastico. Certo. Ascolta, come sono cambiati i carri dal Novecento ad oggi? Che caratteristiche avevano i primi del Novecento? I primi del Novecento erano intanto trascinati e condotti in piazza da coppie di buoi, poi sono venuti i cavalli, poi sono venute le jeep degli americani quando passò la guerra, poi oggigiorno vengono portati... Ma cosa rappresentavano? Io mi interessa più quello, perché al di cosa là di presentavano? cosa rappresentavano, cosa raffiguravano, quelle erano le immagini che... Ogni carro ha praticamente un soggetto che viene presentato al pubblico con delle allegorie, con dei personaggi in posa, con dei costumi, con una struttura particolare. E ad esempio ci sono carri dedicati alle scoperte geografiche, scoperte scientifiche, paure degli uomini, speranze degli uomini, ricordi di scrittori, di poeti, di scienziati. Cioè praticamente tutto quello che si potrebbe trovare in un'enciclopedia praticamente è stato espresso sotto forma di carro. Fatto di gesso e di legno. E poi questi carri si sono modificati man mano che praticamente si è avuto a disposizione del materiale nuovo, si è avuto a disposizione delle attrezzature nuove, si è avuto a disposizione anche una società fatta di giovani che adesso sono molto più preparati perché hanno fatto tutti quanti degli studi superiori, mentre una volta i combattimenti fra le società erano fatti fra i combattimenti, chiamiamo così, le gare e i concorsi erano fatti fra coloro che avevano gli studi ed erano, diciamo così, l'intelligenza del tempo e gli altri invece che erano soltanto bottegai, muratori, falegnami come mio padre, cose del genere. E quindi l'attrito era molto più grande di quanto non ci sia al giorno d'oggi. Ascolta Beppe, una curiosità, abbiamo parlato delle varie fasi. Nel periodo del fascio come sono cambiati i carri a livello proprio di rappresentazione? C'erano dei vincoli, c'erano dei limiti, c'erano delle vincoli, di censura? Sì, è evidente. C'erano quelli che esaltavano il fascismo e c'è un caso molto chiaro, nel 1931 un antifascista, un calzolaio, presenta un carro, si chiamava Le Grandi Tappe della Storia, e fra le grandi tappe della storia mancava il fascismo, o meglio il fascismo era messo, non era proprio evidente, per cui
non solo non vinse, ma subì anche la censura da parte del fascismo. Erano sempre dipinti di bianco? Sì, allora sì, il colore è cominciato molto praticamente dopo la guerra. Insomma. Credo che forse troppo bianco non sì, ma anche i costumi erano raffazzonati, insomma. Certo. E poi c'è stato dopo la guerra il primo. Io avrei una curiosità da chiedere, anche, non so chi vuole rispondere. No, chiedo, visto che mi interrompi, chiedo. Esatto. Dino, quanto tempo ci vuole a costruire un carro come questo? Un carro come gli ultimi che hanno costruito ci vogliono almeno 2 mesi di tempo, anche perché bisogna considerare che a lavorare ci vanno soltanto dopo che sono già stati al lavoro ufficiale, quindi lavorano il sabato, la domenica e la sera dopo le 5 e le 6 di sera. Certo. Quindi questi giovanotti, queste persone, o le sarte in casa che stanno cucendo i costumi, cose del genere, lavorano a tempo perso, perché è tutto fatto gratuitamente. Praticamente che bello, è un insieme che porta anche dei giovani forestieri a Casola che entrano in questo ambiente, in questa situazione e diventano addirittura anche loro, in alcuni casi, anzi in diversi casi, progettisti e ideatori di carri. Bello. E questo ci fa molto piacere, perché collega un piccolo paese con le città, con le Modena, Rimini, Cesena. Adesso c'è qualcosa in più per collegare e levare la curiosità di queste grandi città, perché è il libro che naturalmente Dino ha scritto, con la collaborazione naturalmente di Beppe Sangiorgi, Carri allegorici di Casola Vassegna, storia del XX secolo. Quindi, a riguardo di questo, stato, adesso lo può dire Dino, chi ha favorito la pubblicazione. Vorrei dire che a riguardo di quel libro, questo è una parte di ciò che io avevo raccolto, anche perché sennò sarebbe diventato una specie di monumento, perché per ogni carro io avevo fatto anche delle schede e per ogni carro ci sono più fotografie. Assieme a San Giorgi abbiamo fatto una selezione e abbiamo scelto quelli che sembravano più significativi. Però dobbiamo ringraziare qualcuno, mi diceva San Giorgi. Lo devo ringraziare io. Primo, sì, naturalmente, lui in assoluto sì, però c'è qualcuno che comunque ci ha messo anche un pochino di portafoglio, credo, per riuscire a realizzare questo. Insomma, quindi senza benzina la macchina non funziona, quindi ringraziamo chi? Lo diciamo? Lo diciamo, sì. Ringraziamo il mio amico Franco Tossi, che è un industriale di Faenza, nato a Casola Vassegna, siamo stati amici di infanzia assieme, siamo ancora amici. Bene, che un giorno magari la pubblicazione numero 2, Dino, che non si sa mai. Non si sa mai davvero. Che un giorno mi vide che scartabellavo in mezzo a questi documenti e mi disse: cosa stai facendo? Io dissi: ho già provato nel 60 a pubblicare un libro, però non trovavo uno sponsor. Quindi io continuo a raccogliere i documenti, però qui alla fine finirà con andare tutto nello scarabile. Lui diede un'occhiata e disse: Dino, lo facciamo, fallo. Che bello, non fermarti agli anni 60, fa tutto un secolo, e così è venuto fuori. E così è stato fatto il libro. Quindi benissimo, ottimo il libro sui carri. Diamo l'appuntamento ai carri. 25 aprile, il pomeriggio, e qualche sera dopo in notturna. In notturna, che adesso ha un fascino incredibile. Sì. Vogliamo dire i contatti prima di salutare i nostri ospiti? Allora, ricordiamo il sito della Proloco e a Casola Aromatico. Adesso il sito, se lo vogliamo ricordare nello specifico, non ce lo ricordiamo. Non ce lo ricordiamo, comunque cercate Proloco Vassegno, Proloco Casola Vassegno. Ci sono tutti gli eventi. Che dire, San Giorgi, grazie della tua partecipazione, grazie, buon lavoro, grazie Dino. Mi raccomando, tieni buono gli sponsor. Questa però la bacio. Sei un buon gustaio, perché dicono che è innocuo. Quindi ti lascio il libro, così grazie. Vi congedo. Vai con lo stacchetto. Vincenzo, sei pronto con gli ospiti? Perfetto, falli pure entrare. Grazie. Si vogliono gli ospiti però. Voglio prenderli. Vincenzo, vieni qua vicino. Vieni qua vicino a me, Vincenzo. Vieni qua vicino. Ascolta, Vincenzo, allora ti volevo dire, siccome tu devi fare come faceva Lena, Lena aveva di bello che portava dentro gli ospiti. Tu sei corso via, forse perché sono donne, non ti fanno più effetto? Sei scappato via, sei scappato. Ma hai detto c'è uno stacchetto da fare? No, c'era l'ospite da portare, lo stacchetto è chiaro che è. Quindi se l'altro allora, va bene? No, vai pure, vatti a preparare con la tua band, intanto entrano gli ospiti. Prego, facciamo accomodare. Allora, siamo in compagnia di
Viviana, buonasera Viviana. Buonasera. Buonasera, ben Presidente arrivata. del Circolo Sersanti di Imola, Sì. e in compagnia di Valeria Mosche. Ciao. Buonasera Valeria. Buonasera. Social media marketing specialist e blogger. Esatto. Tanta Buonasera. roba. Oh, ragazzi, avete fatto scappare Vincenzo. Vincenzo, È è una scappato. L'ha toccato il fuoco, ha visto che due donne dice, non ce la posso fare. Non siamo riusciti a rincorrerlo. Ma è pazzesco, mai è successa una cosa È del genere? partito. È partito via senza, Vincenzo, guarda, sono rimaste malissime, erano già illuse che Uno c'è sprint. Vincenzo. Hai visto? È uno sprint. Mamma mia. Allora, Valeria, Parliamo di Valeria, Sì, è un personaggio. milioni di cose, veramente. Io sono rimasto a bocca aperta a guardare il sito, trovate su internet, ho trovato di tutto veramente per quello che ti riguarda, la tua professione. la tua vita, perché Sì, è un personaggio incredibile, se cercate su internet, insomma, vi renderete conto proprio della preparazione di questa ragazza. Ultimamente sei social marketing specialist, Sì. Tradotto per chi ci segue da casa? Tradotto, così... aiuto le aziende a fare marketing sul web, sui social media, quindi Che è il nuovo mezzo di comunicazione più oggi, efficace al mondo. esatto, bisogna essere anche su Facebook, bisogna Twitter, farsi piuttosto, vedere, certo. Twitter, YouTube, e quindi io accompagno le aziende nel bello. nel fare marketing su questi strumenti. Bellissimo. Sei esperta di comunicazione e nonostante tutto mi sono scritto io, ma credo che ti avevi un paio d'orette libere durante le 24 ore e ti sei dedicata a che cosa? A un blog. Sì, allora, diciamo che non mi annoio, questo l'abbiamo capito. l'avevamo intuito. non ho molto tempo per farlo. Allora, io sono una bolognese acquisita, Sì. perché sono venuta a Bologna 20 anni fa per l'università dal Veneto, quindi ho vissuto e vivo questa città ancora un po' come una turista, quindi ho l'occhio sempre un po'... Un po' critico? No? No, un po' curioso curioso per scoprire. è il modo giusto. E quindi spesso io ho poi un hobby che è diventato anche un po' un lavoro, faccio fotografia, quindi scatto anche delle foto. E quindi ho detto perché non condividere questo mio modo di vedere Bologna in un modo un po' più strutturato. Quindi ho pensato un po', ho pensato e è nato My Lovely Bologna, che è questo blog in cui io accompagno, adesso vedete un po' di foto Ecco, i dalla palloncini sono a regia. caso oppure perché è un servizio particolare oppure ti caratterizzano in tutto il tuo blog questi palloncini? Allora, ho voluto fossero un po' un'immagine, un'idea di quello che era il blog, perché è un blog leggero. Vuole parlare di Bologna in modo simpatico, pratico, se volete un po'... Anche fresco, giovanile. Sì, li vediamo un nuovo. pochino nei dettagli esatto, perché ti voglio fare un po' di domandine perché tu lo Ok. definisci fresco, femminile, informale, Esatto, insomma, no? esatto. Di certo utile per il turista del weekend, vero? Quello Sì, immediato, quello che tocca arriva, e io fuga. mi sono autoimmedesimata, io lo faccio perché vado spesso, prendo un volo Ryanair magari all'ultimo Toccata e secondo, fuga. vado in queste città, ho bisogno di informazioni veloci, pratiche, Semplici. di dove andare la Certo. sera, che negozi visitare, se ci sono delle mostre dell'arte, ma in modo semplice. Spesso la comunicazione istituzionale è un po' più complicata e quindi io volevo darmi un po' quello che io avrei cercato all'estero. Dopo andiamo nel dettaglio. Sì. Viviana, presidente del Circolo Sersanti di Imola. A Imola c'è un circolo storico che è del 1930. Esatto. E naturalmente Viviana è subentrata dopo come presidente, quindi ok. Grazie, molto Beh, gentile. beh, però guarda lui che lo fare il specifica, non si presidente- sa mai, hai capito? Fare il presidente Viviana? del Circolo Sersanti comunque insomma è un'impresa, perché comunque è un circolo che ha il suo peso a Imola, vero? Magari lo potremmo mettere nel blog. Sì, è Perché un'idea. comunque Bologna In sarebbe effetti comunque un punto di l'ascoltavo e riferimento infatti dopo nascono queste sinergie. parliamo. Assolutamente. Si può fare My Lovely Imola. Allora abbiamo Con My Lovely 10 Imola. secondi un pochettino la storia del circolo, velocemente. Allora, 1930. Nel 1930 è nato il Circolo Sersanti, è stato ed è uno dei circoli più prestigiosi della città. È sempre stato nel Palazzo Sersanti, è un palazzo del 1400 appartenuto a Caterina Sforza, quindi ha una storia importantissima. Certo. È un palazzo sicuramente non posso non dire che è uno dei palazzi più belli della di Imola, città assolutamente. ed è Concordiamo. veramente quando si entra lì dentro si respira un'altra aria. E dopo questa storia sul Palazzo Continuiamo Sersanti ci tra vediamo poco, dopo la sì. pubblicità.
eccole qua, il duo De Bastamo più uno se ce la fa, che bravi, Rosalina del Molise. Rosabella del Molise. Allora Vincenzo, sei connesso, perché tu devi farmi il proverbio, quello che faceva Lena, la nostra bella, brava Lena. Allora siamo sotto periodo di carnevale, ok, quindi periodo di feste, quindi abbiamo un aforisma appunto della settimana dedicato al carnevale, vero Vincenzo? Sì. Vai, che a carnevale tutti, il mondo è giovane, anche i vecchi. A carnevale tutti, il mondo è bello, anche i brutti. Ti riguarda un po', Va bene un po', va bene così. Un pochino. Sono bello anch'io. Sei brutto anche te, sei bello. A carnevale sei bello anche te. Me lo dici anche in russo? Sono bello anch'io. Me lo dici anche in russo? Sì, vai slash un mezzo, in flusso Abbiamo capito più questo di quello di Lena. Yes. Va bene, perfetto, il duo De Bastamo più uno se ce la fa. Bravissimo, hai visto? Non era preparata in russo, Allora, eravamo rimasti da Viviana. Sì. Viviana, stavamo appunto raccontando a casa ai nostri amici appunto l'importanza e la storicità del Palazzo Sersanti. Sì, in effetti quando si entra in questo palazzo devo dire che si respira un'aria veramente particolare, un'aria, come dire, da principesse. Da quanto sei presidente del circolo? Allora, praticamente da giugno 2014. Freschissimo. Sì, esattamente. Poi abbiamo fatto una ristrutturazione a settembre 2015 e adesso veramente vi invito veramente tutti a visitare il palazzo perché è veramente molto bello, è accogliente e veramente si respira una bellissima realtà. Poi diciamolo anche a casa, sta diventando comunque dedicato sia alle persone un po' più grandi tipo Maurizio sia per i giovani come me. Come te, certo. No, valore, vestiti in rosso. Certo. L'ho anche evidenziato. Ma sì, in effetti diciamo che il consiglio di amministrazione, il quale io rappresento come presidente, stiamo veramente cercando di diversificare un attimo sulle persone e sull'età, perché comunque le persone è giusto che convivano tutte insieme, dalle persone anziane, dalle persone giovani e dai bambini. Bene. Ecco, dopo a proposito dei bambini parliamo di un bel progetto che il circolo sta portando avanti. Alessandro, abbiamo parlato di Bologna qua con la nostra blogger, Abbiamo qualcosa che riguarda Assolutamente Bologna? Sì, abbiamo la grandissima collaborazione Nomadi Guccini, quindi Guccini bolognese doc. Vi proporrei questa canzone, questo spezzone di canzone che è Dio è morto del 1967, se per voi va bene. Sì, vai, Okay. Ascoltiamo. Carta bianca. È un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto nei miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Bravissimo, complimenti, canzone storica del gruppo, quindi insomma, e naturalmente che voi presentate quando fate i vostri Assolutamente concerti, sì, naturalmente certo, nelle varie piazze, prevalentemente d'estate mi dicevi. Prevalentemente d'estate sì, perché essendo comunque un gruppo numeroso e comunque proponendo anche un genere che magari non dà ballo, quindi d'inverno nelle sale da ballo è più difficile entrare per una cover band, quindi esclusivamente primavera, estate e inizio autunno, ecco. Bene. La mia una curiosità, facciamo una domanda anche a Francesco, ma è nata da te l'idea ovviamente di pensare alle cover dei Nomadi, io immagino, inizialmente? Sì, è venuta a me e ad altri due del gruppo. Adesso non ci sono più perché hanno scelto altre strade. È venuta a me perché io ero innamorato dei Nomadi e allora sono innamorato. Poi ho scoperto che più ascolto brani dei Nomadi e più li apprezzo, perché bisognerebbe proprio approfondire la conoscenza dei Nomadi. Bisogna proprio leggere i testi, proprio, è straordinario. Dietro c'è un mondo veramente che... Bene, dai, dopo vi ascoltiamo ancora, vi vogliamo ancora con noi. Allora Valeria, abbiamo parlato di Bologna, abbiamo parlato insomma di questa città che ti è rimasta nel cuore, che tu vuoi presentare, che tu presenti poi nel tuo blog a tutti quanti gli effetti, un blog che tu definisci fresco. Perché? Ma fresco perché, allora, se le persone stanno cercando informazioni più profonde, quindi rispetto a magari eventi, mostre, arte, ci sono altri miei colleghi che ne parlano, c'è lo stesso comune che ha un sito veramente fatto bene che è
che si chiama Bologna Welcome, sì, che è fatto anche in inglese, quindi per i turisti in incoming è perfetto. Io volevo essere un po' più leggera, quindi parlando anche di dove andare a bere un aperitivo, se c'è qualcosa serve di... poi per nei blog serve questo, ma insomma, sì, non solo la storia pesante, ma insomma sapere dove si può... Sì, diciamo che... Secondo me è utile, cioè io ho voluto trascrivere quello che avrei fatto se avessi invitato dei miei amici a Bologna e li avessi portati fuori a fare un giro per capire l'anima della città. Certo. Poi per approfondire c'è tempo, c'è modo e ci sono tante altre... Poi il tuo blog è ricchissimo di immagini, noi sì, le abbiamo anche guardate, Maurizio, abbiamo un pochino... spiato e curiosato il tuo blog. Non è vero, lei non l'ha visto? Sì che l'ho visto, l'ho visto ed è bellissimo, è veramente bello, poi ci sono appunto anche i palloncini che caratterizzano il tuo blog. La scelta delle immagini, immagino che sia anche per un impatto poi più immediato, per chi ovviamente vuole fare una ricerca così veloce. Internet nel bene e nel male, il web, i social sono fatti sempre di più di immagini e sempre meno di testo. Volente o nolente, questo è quello che è. Funziona più l'immagine. È così, l'immagine è veloce, la fruiamo di solito sul telefonino, no? Mentre stiamo... E quindi un'immagine è veloce, impattante, è un'emozione. Io volevo passare delle emozioni, vorrei continuare con la fotografia a passare delle emozioni. Io mi emoziono quando vado in centro e vedo certi posti, Piazza Santo Stefano, Piazza Maggiore, che adesso state vedendo. Sì, io ci passo spessissimo perché vado insomma, per lavoro, da clienti, in agenzia, e ogni volta la guardo e mi emoziono. Io devo dire questo. Confermo. Quindi, hai mai fatto il giro dei canali di Bologna? Non l'ho fatto. Io prima o poi devo che questo è un bel tour interessante da perché fare, c'è un mondo... Pochi sanno che tutti i canali che passano per Bologna, quindi insomma varrebbe la pena veramente fare. Mettilo nel blog, prova a studiarci. Un mondo parallelo. Che dici? Quindi... Sì. E poi una cosa molto bella del tuo blog... Che non hai visto, no, tranquilla. Valeria, è che tu non hai voluto degli sponsor perché tu scrivi quello che è il tuo pensiero vero e reale su tutto quello che vivi, quindi la giornata. Non hai qualcuno che ti indirizza o che ti dice proponi questo piuttosto che quell'altro, per una scelta proprio anche tua personale, giustamente. Esatto, io lavoro appunto come blogger, già scrivo in tante altre testate per dei progetti. Questo volevo fosse un progetto mio, libero, nel senso che voglio sia autentico quello che faccio. Chiaramente c'è un progetto di sviluppo su My Lovely Bologna che non sarà però di sviluppo perché anch'io devo ogni tanto lavorare, mangiare, diciamo no, va bene, non è solo un hobby ma è anche un progetto che si svilupperà attraverso, diciamo, la proposta di altre cose rispetto al fatto di appunto venire, diciamo, pagata per scrivere delle recensioni. Non succederà perché perderebbe l'autenticità. Ascolta Valeria, perché lo definisci femminile? Ma un pochino, io chi mi conosce e mi segue lo sa, sono un po' femminile, mi piacciono, quindi, insomma... mi piacciono le cose in un certo modo, quindi non è che sia di taglio solo femminile, però ho voluto mettere un po' di un po' di rosa, un po' di nero, un po' di cose brillanti. La cosa bella, vedi Valeria, che se il tuo blog è di taglio femminile, il Circolo Sersanti non era di taglio femminile, perché fino a poco tempo fa, se non sbaglio, non mi ricordo anni... te lo dico io, fino al 1980, pensate, le donne non potevano entrare al Circolo Sersanti. Ecco, quindi poco femminile, da un estremo all'altro. Ma in effetti io sono anche molto onorata perché sono la prima donna presidente, prima di me non c'è stata mai una donna ai vertici del Circolo Sersanti. E adesso, tra l'altro, l'altra sera proprio stavamo facendo col Consiglio di amministrazione i conti, adesso siamo 197 soci, quando abbiamo preso il nuovo incarico noi erano 92,
e di questi 197 soci 55 sono donne. Eccola, quindi le quote rosa naturalmente, insomma adesso visto che arrivando. stanno aumentando. Poi avete progetti ambiziosi, infatti Maurizio Belle è anche importante perché avete un progetto per i bimbi molto importante, che prima l'avevi accennato. Sì, proprio per dare un taglio e per dare un segnale forte alla città, che è un segnale che il circolo deve essere vissuto da tutti, dalle famiglie e da tutti, per cui abbiamo pensato che sotto al Circolo Sersanti, al piano terra, c'è un'area dedicata ai bambini dai 3 anni, tutti i sabati, ed è seguito dal Solco. Ovviamente questo progetto l'abbiamo portato avanti grazie alla Fondazione, perché altrimenti il circolo non riuscirebbe a sostenersi, come non sarebbe riuscito a sostenere la ristrutturazione che abbiamo fatto in settembre. E questa per me è una grande opportunità, perché i bimbi in centro al circolo, ed è un segnale secondo me di grande valore, di grande importanza. Ricordiamo velocemente i programmi per imminenti, cioè la programmazione che c'è il Circolo Sersanti, le serate che ci sono. Dunque, diciamo che adesso ci sono veramente tantissime serate che non me le ricordo neanche tutte. Ci sono delle serate jazz, ad esempio il 12 di febbraio ci sarà una serata jazz che è la seconda serata, perché faremo delle serate praticamente 2 o 3 sere al mese di jazz, quindi ci sarà quella del 12 di febbraio e del 26 di febbraio. Poi alla domenica pomeriggio stiamo cercando di fare dell'intrattenimento anche la domenica pomeriggio, proprio per dare l'attenzione alle persone che magari alla sera non escono, per cui ci sono dei concerti dedicati a tutti di musica classica. Possono vedere nel sito internet, immagino, tutto quello assolutamente che è il programma del Circolo. Ricordiamo i contatti. www.circolosersanti.it e su Facebook Circolo Sersanti. E ricordiamo i contatti invece per il tuo blog, vero Valeria? Ok. Allora, adesso li ricordiamo subito. Visto che tu l'avevi visto il blog, dovevi saperlo immediatamente. My Lovely Bologna è il blog, poi è www.mylovelybologna.com, sia in italiano che in inglese, correggimi se sbaglio, perché è in tutte e 2 le lingue. Sì, lo scrivo di punto da zero anche in inglese. Per ovviamente tutti i nostri turisti, e ci sono tantissimi social, Facebook, Twitter, poi Valeria mi ha parlato di social che neanche conosco, quindi magari poi li andate a vedere, ve li darei. In bocca al lupo, grazie Valeria. Facciamo un po' di stacchetto, ragazzi, che accompagniamo i nostri ospiti. Grazie Viviana, grazie mille. Grazie a voi. Vai col duo De Bastamo, eccoli là. Prego, accomodatevi pure. Grazie. Vieni Vincenzo, entra pure Vincenzo. Eccoli qua. Prego, accomodatevi. Ben arrivati. Vieni pure qua Vincenzo, vieni qua. Te praticamente sei un'ombra, sei una comparsa qua dentro, tu sei, fanno tutti gli ospiti, ti stanno accompagnando loro, te ti stanno accompagnando. Sono vecchio. Sei vecchio, quindi ti fanno accompagnamento. Mi devo accompagnare. Unisciti pure alla tua band, grazie, Vincenzo. Bravissimo, è una valletta coi fiocchi, veramente può sostituire la nostra Lena. Esatto. Allora, facciamo sedere, accomodati pure qua. La faccio accomodare io. La faccio accomodare io, che sto in piedi, non è un problema. Ecco. Perfetto, vuoi presentare intanto gli ospiti? Allora, siamo in compagnia di Marzia Bellino, buonasera. Marzia, farmacista di Casola Valsegno, poi tutti se la ricorderanno perché è una concorrente di Masterchef 5. Quinta edizione. Quinta edizione. Qui c'è del bello da dire. E poi siamo in compagnia di Gian Giacomo Minac e di Gianna, qui al mio fianco. Presentiamo insieme a loro la macchina solare e fanno parte dell'associazione sportiva Onda Solare. Buonasera. La macchina solare, ma esiste la macchina solare? Ma esiste, non ci crede nessuno. Esiste anche più di una. Veramente? Noi eravamo rimasti indietro, Maurizio. Io e te proprio non c'entriamo niente. Ascolta, piuttosto questa macchina, tu sei un docente dell'università, sei un progettista di macchine, e come nasce la storia di questa macchina solare? Che poi dopo magari vedremo un filmato molto bello e interessante. È originario proprio da questo territorio, viene dalla storia delle corse di Castel San Pietro e una piccola azienda di Castel San Pietro che si chiama Metal Tig ha cominciato a pensare un pochino più in grande, quindi è passata da questi biciclette, diciamo, la mitica Carrera, insomma, Carrera, esattamente, a pensare a fare delle biciclette assistite, come vedremo dopo nel filmato, da energia solare, poi dei veicoli solari, e per far questo ha cercato la collaborazione dell'Università di Bologna
perché il veicolo solare ha delle caratteristiche tecniche importanti sia dal punto di vista elettrico, energetico e meccanico, quindi è stata sviluppata per lo più da studenti dei corsi di ingegneria meccanica e di ingegneria elettrica dell'Università di Bologna con l'aiuto di professionisti che l'hanno fatto su base volontaria. Tra l'altro la Metal TIG è quella che ha costruito anche la bicicletta di Zanardi, ex pilota di Formula 1, insomma. Bene. Allora, ti teniamo lì fermo perché dopo vediamo il filmato proprio di questa macchina solare e andiamo a conoscere invece la nostra ospite di casa da Valsegno, Marzia Bellino, che ha partecipato a Masterchef numero quinta edizione. 5, quindi quinta edizione. Marzia, ti abbiamo vista, io ti ho vista, ti guardavo, eri una delle Eri bellissima. Beh no, sono meglio dal vivo. Vabbè, modestia a parte. Ascolta, com'è stato partecipare a Masterchef? Beh, è stato positivo da una parte e negativo da un'altra, perché una persona si fa tutta un'altra idea di questo concorso e quindi forse qualche piccola desillusione ce l'ha, però in linea di massima direi che in percentuale per il 90% è stato positivo, perché ho conosciuto persone nuove, personaggi nuovi e attraverso il cibo culture nuove, non solo tecniche nuove di cibo, ma principalmente culture nuove, certo. Perché per me il cibo è innanzitutto un'emozione, una cultura, la tecnica viene dopo. Ecco, tu naturalmente hai una gran passione per la cucina, perché se no non saresti andata a Masterchef. Ecco, ti chiedo una cosa, poi vorrei vedere, dopo lanciamo il filmato sulla macchina solare, però prima di tutto la curiosità, cioè a Masterchef è tutto vero, cioè vi danno una serie di ingredienti. Cracco è più bello di quello che si vede in TV. Beh, Cracco sembra un robot da cucina. Non è vero. Dicono anche che sia basso, in realtà in TV sembra più alto. No. È piccolo, basso non c'è nessuno. Il più piccolo è Barbieri, che sarà 1,65 m, 1,70 m, Crack è più di 1,80 m. Ecco, ti chiedo una cosa, ma quando vi danno gli ingredienti, voi non siete preparati? Assolutamente no, assolutamente no. Infatti noi a volte quando aspettavamo, quando ci microfonavano, cioè cercavamo di captare l'odore, ma forse c'è del pesce, c'è odore di pesce, ma che niente, nulla. Un po' da fiuto. Da fiuto. Allora, detto questo, ci fermiamo un secondo, Marzia, facciamo vedere il filmato, 4 minuti di filmato, su quella che è la macchina solare. Vai regia. Onda Solare. Un team affiatato di persone che inseguono un sogno. Utilizzare la sola energia solare per la mobilità sostenibile. Ecco dove nasce la voglia di partecipare al World Solar Challenge, per dimostrare al mondo intero che questo è possibile. Ma chi siamo? Siamo un gruppo di professionisti composto da tecnici, ingegneri e costruttori, specializzati nell'impiego di materiali e tecnologie avanzate, che assieme all'Università di Bologna hanno condiviso con passione la realizzazione e i successi di 3 veicoli da competizione. Emilia 1, Emilia 2 ed Emilia 3. Nel 2005 l'entusiasmo del gruppo porta alla realizzazione di un primo veicolo a pedalata assistita guidato da una squadra di sole donne. Emilia 1. Partecipa al World Solar Cycle Challenge del 2005 con partenza da Sediuna e arrivo ad Adelaide. Si classifica terzo ed unico team europeo. Consapevoli delle nostre capacità, ci affacciamo subito sulla realizzazione di un nuovo prodotto, l'auto solare, Emilia 2. Utilizzando le più avanzate tecnologie disponibili sul mercato, le competenze di esperti nel mondo delle corse e i ricercatori dell'Università di Bologna, si è arrivati a costruire la prima vettura solare italiana, capace di percorrere 3.000 km con il solo aiuto del sole. Presentata alla Galleria Ferrari, è stata subito il fiore all'occhiello dell'eccellenza Made in Italy.
Il World Solar Challenge australiano del 2011 si presenta però come una delle gare più dure di sempre. Un incendio di molte centinaia di chilometri ferma per ragioni di sicurezza la gara e il giorno successivo inizia a piovere incessantemente per 2 giorni. Pochi riescono ad arrivare ed Emilia 2 si classifica 21esima. Ma la vera rivoluzione e innovazione si concretizza nel 2013 con Emilia 3. Nel concetto di auto vengono inserite delle importanti evoluzioni, delle vere e proprie brecce innovative che possono trovare impiego commerciale nel mercato dell'automotive e non solo. Primo fra tutti i 2 motori elettrici, integrati nella struttura in carbonio delle ruote posteriori, hanno un rendimento di oltre il 94% e portano Emilia 3 alla velocità di 110 km/h. Il sistema di gestione intelligente delle batterie agli ioni di litio e delle celle fotovoltaiche. Riduzione del peso di freni e sospensioni anche mediante nanotecnologie. Una trazione rivoluzionaria e una scatola dello sterzo di derivazione Formula 1. Studio aerodinamico e new design. Questo è Emilia 3. Beh, devo dire Gian Giacomo, un servizio interessante, dice tutto praticamente, quindi veramente tecnologia praticamente vicinissima alla Formula 1, possiamo dire. Diciamo che abbiamo delle innovazioni tecnologiche che nel parco delle auto solari abbiamo apportato noi in particolare, perché la caratteristica della nostra auto, che come dicevo prima è basata sul volontariato, i nostri competitors hanno dei finanziamenti spropositati, parliamo di milioni di euro, e quindi possono permettersi di andare su soluzioni commerciali, che da un lato è vantaggioso perché gli riduce il tempo necessario allo sviluppo, dall'altro frena un po' la creatività. Quindi noi... Beh, voi avete il cuore, diciamo che il cuore però vince su tutti, vince su tutti, quindi... Ma quanti chilometri orari va questa macchina? No, 110 ho visto. 110 la velocità di Ma punta. è possibile riportare questa tecnologia sulla quotidianità, nella vita di tutti i giorni? Esattamente così no, perché è l'equivalente di una macchina di Formula 1, non la vedremo mai girare per la via Emilia. A parte la carena, insomma. Esatto. Certo. Però le celle solari potranno essere utilizzate per i veicoli elettrici, che già cominciano a essere, da quando le ditte hanno cominciato a crederci, cominciano a essere diffusi per aumentare l'autonomia, per esempio. Ecco, Alessandro, hai visto che roba, macchina solare, ma secondo te il tempo di Io Vagabondo, se la sognavano la macchina solare? Sì, probabilmente sì, se la sognavano sarebbe stata un'utopia per tutti. Ecco, per certificare questo gruppo, gli aironi bianchi, dovete sapere che parte di questa certificazione è una missione benefica. Sì. Okay. Assolutamente sì, noi dal 2013 facciamo parte... Siamo soci sostenitori della Fondazione Dopo di Noi di Torre di Mezzano e ad ogni nostro concerto, ad ogni nostra manifestazione organizzata raccogliamo dei fondi per questa fondazione che al suo interno ospita 15 ragazzi disabili, e, alcuni addirittura senza genitori, quindi ecco, con tanto di lettera di riconoscimento che non stiamo a leggere perché è lunghissima, comunque assolutamente sì, quella lettera lì attesta che noi l'unica cover band dei Nomadi sono gli Aironi Bianchi. Esatto. Ci fai sentire un Io Vagabondo veloce proprio da manco ma fai tu da microfonina, ci stai lì vicino che tanto tutta sera che ti hanno fatto far da asta. Io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Bravo. un Ricordiamo anche classico, i contatti, sì. Maurizio, Certo. Facebook, gli Aironi Bianchi, il sito che è in fase di lavorazione, poi c'è YouTube e poi abbiamo anche le mail eventualmente a samaritano@gmail.com per scrivere direttamente anche ad Alessandro. Marzia, come ti ha cambiato la vita Masterchef? Aprirai un ristorante, farai una scuola di cucina, starai in farmacia, cosa farai? In farmacia ci starò meno e sicuramente una scuola di cucina no, perché non mi piace insegnare, a me piace imparare. Sei autodidatta? Sono autodidatta e sicuramente una parte del mio tempo lo dedicherò a cucinare in qua e là.
anche forse un po' a scopo di beneficenza. Poi se ti va di cucinare anche per noi, fare degli eventi, potresti fare degli eventi. Certo, in questo momento è tutto molto magmatico, vedremo, però sicuramente una parte sarà devoluto. Qualcosa che dirò più avanti. Bellissima. Sei rimasto in contatto con qualcuno della giuria? Sì, con la giuria no. Ho portato i miei liquori a Cracco, però proprio quel giorno non c'era. Con i colleghi proprio domenica. A me Cracco sta qui, io non lo sopporto. No, per me è il preferito. Ma non ci ho cambiato idea. È un personaggio, Maurizio. No, è una persona molto... I tuoi liquori sono troppo buoni. Non li ho portati non può parlare oggi. Così, ma Poi parla molto lentamente. Ma sì, ma è un robot da cucina. No, pare che abbia fatto un corso di dizione per diminuire l'accento anche da veneto. cabarettista secondo me ha fatto il corso. No, è una brava persona. Marzia, diciamo in bocca al lupo perché ti vogliamo vedere, magari anche ospite qua da noi. Grazie, certo. Gianna, ti abbiamo lasciato qua un secondo perché insomma per chiudere con la macchina solare, con l'onda Gianna Manfrè Veronesi, assolutamente, sarà insomma, tu parteciperai alla gara in Cile. Esatto, la prossima competizione a cui parteciperà Emilia 3 sarà appunto in Cile, nel deserto di Atacama, che è il deserto più arido al mondo. E lì il sole non manca, quindi la macchina sfrecceremo i 130 all'ora. Beh, l'importante non è tanto la velocità massima quanto la costanza della velocità, perché è una gara appunto di costanza, non di velocità massima. Saranno 2300. Tu ti occuperai di gestione, di logistica, non sarai all'interno del mezzo, esatto, vero? No, non sarò all'interno del mezzo, mi occuperò appunto della comunicazione sul sito, sulla pagina Facebook. Bello, una sorta di donna avventura con la macchina solare, bella sta cosa qua. Ricordiamo dai anche i contatti ovviamente dell'associazione, Onda Solare Italian Team su Facebook e il sito www.ondasolare.com. Mi raccomando, rimanete aggiornati e guardate la gara. Andate a cercare su internet, tra l'altro, vero, temperature elevatissime dentro quella macchina, c'è da bollire. Sì, perché l'aria condizionata non si può mettere. Non credo che sia esatto il massimo, quindi insomma è anche un sacrificio pilotarla, quindi in bocca al lupo per la competizione. Salutiamo gli aironi bianchi, andiamoli a vedere nelle piazze durante l'estate, perché insomma andate a cercare nel sito internet, in Facebook piuttosto che in tanti per eventi, per qualsiasi serata. Per rivivere una serata appunto dedicata ai nomadi. Allora io mi sono preso un pochino di tempo, vorrei coinvolgere tutti quanti voi, perché volevo ringraziare un amico che ha aperto, no non troppo, perché sono un amico che ha aperto un locale qui vicinissimo, qui a Imola, che sto parlando della birreria Gut, che è in via Togliatti 27, e vorrei ringraziare Massimiliano Villa perché è veramente un locale strepitoso, si beve birra, si mangia veramente in maniera alla tedesca se vogliamo, si respira un'aria veramente di Bavaria, quindi insomma di tantissime birre, quindi fateci una visitina alla birreria Gut in via Togliatti 27, c'è Max che vi aspetta e tutto quanto il suo staff, veramente ne vale la pena. Noi andiamo, vero? Noi andiamo, anche perché io vado proprio subito dopo, perché volevo tirare appunto l'attenzione di quel ragazzo che credo sia lì davanti, quello un po' grosso con tanti pochi capelli, Alessandro. Volevo fare una carambata. Sì, è una carambata. Alessandro, tu mi stai guardando, lo so. Tu questa sera compi 50 anni, io volevo farti gli auguri in diretta qui davanti a tutti, perché sono almeno 35 anni che ci conosciamo io e te, quindi qualche ora, quindi ne approfitto per fare veramente tanti auguri di buon compleanno. Festeggeremo i 100 insieme, quindi siamo al giro di boia io e te, ma non è finita qui, sai perché? Perché ti ho fatto un'altra sorpresa, guarda chi c'è, perché fra un po' arriviamo, se no ma stai pur lì, ma tanto lo so che ti tanti auguri! Sì, aspetta a fare gli auguri, facciamo insieme. Intanto! Entrate ragazzi, entrate pure, guarda tutti quanti qua, guarda chi c'è. E conosci queste persone? Dietro, forza, vedete? Li conosci queste persone? Mi sposto. Noi ti vogliamo fare gli auguri di buon compleanno, tutti quanti insieme. Tanti auguri a te. E chiudiamo con la band, avete visto che sciccheria, con la band del duo De Vassamo. Ci vediamo giovedì prossimo. Detto questo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, perché avremo tantissimi altri ospiti naturalmente. Noi ci vediamo, vi ricordiamo di andare alla birreria Gut, perché comunque insomma è un locale veramente bene a modo. Voi andate avanti sempre solo con questa qua, Ok, perfetto. Vi ricordiamo anche le repliche, siamo su YouTube, su tutti i social, Facebook, mi raccomando. Perfetto, benissimo. Ringraziamo ancora Alessandro e Francesco degli Aironi Bianchi, ok? Ringraziamo naturalmente il progetto della macchina solare e la nostra Marzia che è stata ospite appunto a Masterchef numero 5. Buona settimana, Sandro, tanti auguri! A dopo, ciao a tutti!